Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, assessori, onorevoli colleghi e autorità, le solenni celebrazioni presentano un rischio, quello di fermarsi alla pura e semplice rievocazione, al rito, all'esercizio retorico. Il 28 aprile non deve essere solo il ricordo di un episodio storico, ma è una storia di coraggio, di ribellione, di autonomia, di quell'essere popolo che rende più forte la comunità perfino dinanzi a quei nemici che sembrano invincibili. Per questo, cari colleghi, se vogliamo veramente rendere onore a chi si ribella alla tirannide, non possiamo farlo in maniera statica e in qualche modo ordinaria, per poi tornare ciascuno alle nostre occupazioni, ma dobbiamo farlo in maniera dinamica. Dobbiamo vivere il 28 aprile. E non occorre una particolare immaginazione per cogliere le analogie tra la Sardegna di allora e quella di oggi. Sono ancora molti, troppi, i viceré dei nostri tempi che non rispettano i diritti del popolo sardo. I Barbiano moderni a volte sono espressione di un potere politico, altre volte, spesso, ci sono quelli che rappresentano interessi economici opposti a quelli della Sardegna. Ed esistono purtroppo ancora le corti, cioè gli ambienti che sono più o meno consapevolmente compiacenti. D'altra parte però vi è una rinnovata consapevolezza della nostra identità, una visione del popolo sardo come comunità, una rinnovata consapevolezza di quelli che sono i nostri diritti. È un sentimento certo che ha delle fasi alterne, tanto da essere un fatto ciclico. È un sentimento che abbiamo il dovere di interpretare, di alimentare affinché abbia quella stabilità necessaria a rendere più forte la Sardegna, soprattutto in momenti come questo, soprattutto nei momenti del bisogno. Abbiamo il dovere di pensare e proponere una nuova autonomia, che sia tesa a ottenere un riconoscimento e una garanzia dei diritti dei sardi della nostra specialità. Dobbiamo passare dall'autonomia della regione all'autonomia dei sardi, come singoli e come collettività, e cioè l'autonomia di poter sviluppare il proprio percorso di vita come donne, come uomini, come lavoratori, imprenditori e professionisti, ovvero la grande libertà di poter dire a se stessi, alla propria famiglia, alla comunità, anche io faccio la mia parte. Ecco perché l'autonomia non è una domanda di assistenzialismo, ma è volontà di fare la nostra parte, volontà di camminare con le nostre gambe. Ecco perché non è chiusura al mondo esterno, ma significa guardare i nostri confini come l'inizio di un'opportunità, come conquistatori e non come conquistati. Ecco perché, cari colleghi, è responsabilità e non la ricerca negli altri di un alibi per le nostre manchevolezze. Ma soprattutto, oggi come allora, rivendicare i diritti del popolo sardo non è indice di un atteggiamento conservatore, ma è vera innovazione, vera rivoluzione. Significa rimettere in discussione rendite consolidate da tempo da parte di chi fonda le proprie fortune politiche e economiche sulla condizione di miseria altrui. La nuova architettura istituzionale della Sardegna deve altresì inquadrarsi in una generale riforma dello Stato che tra l'altro dia una nuova configurazione al rapporto tra l'amministrazione centrale e i territori, troppo spesso affidata a una, ahimè, sempre più rara, leale collaborazione. Onorevoli colleghi, la sfida che ci attende è proprio questa. Non aspettare che tutto questo arrivi dall'altra parte del mare. Non essere puri e semplici esecutori di ordini di scuderia di partito, ma protagonisti del cambiamento, pronti a concorrere con il contributo di passione, di coraggio, di generosità politica, di impegno a realizzare la nuova autonomia sardegna e la terza repubblica in Italia. Il cambiamento inizia da noi, inizia da ciascuno di noi, inizia tutti i giorni dell'anno.